Blindo Studios presenta. Pronto? Sì, è fava. Pronto? Fava. Pronto? Sì? Fava. No, ho sbagliato il numero. No, ho detto fava, è una parola che dicevo a lei, cioè fava, ecco, fava, nel Cosa senso... vuol dire fava? Dunque, già, cosa vuol dire fava? Fava, lei sa cosa vuol dire fava? No? Ecco, non sa cos'è una fava? No. Non sa cos'è una fava? Ma che vuoi c'avere da queste parti, no? Voglio dire, non c'aveva fave. Signora, ma la fava è necessaria, eh? Cioè, capisce? Ma senta, con chi vuol parlare lei? Con Renato, comunque, casomai. Con Renato? Comunque, casomai. Ma chi parla? Casomai. Io sono Giuseppe Casomai. Casomai, e Comunque, cosa vorrebbe sapere? sono fratello di Giovanni comunque. Senta, no, volevo appunto dirgli fava. Sì. Ecco, lei sa insomma che fava, no? Cos'è la fava? Ma perché è andata via la signora? Si poteva fare un dialogo sulla fava. La fava è una leguminacea, cos'è? Insomma, una cosa così. No, sega è un'altra delle parole. Ecco, esatto. Non dice mica niente di... Pronto? Sì, sono sempre io, signora. Ancora lei? Forse Sì. è caduta la fava, è caduta la linea, signora. No, ho messo giù io perché non riesco a comprendere cosa vuole. Ha messo giù la fava, signora, ma non si fa, perché subito la tenda su la fava. Ma è buona la fava, sa, signora? Ma cosa vuole dirmi con questa parola che non riesco a capire? Ma fava, lei ha mai messo in bocca una fava? Signora? Sì. L'ha messa in Le ho bocca? sentita nominare, sì, ma e con questo cosa vuol dire? Oh, vede, vuol dire che insomma, siccome Renato sa di cosa parlo, se io dico fava, lui sa di cosa parlo, è un nostro codice, insomma, che abbiamo, lui mi risponde con un'altra parola, Ma guardi che si sbaglia, non è il Renato che va Sì, in ma cerca. lui mi risponde con la parola sega. Intanto mio Sega. marito non c'è, è ammalato. Mi dispiace, ma dov'è? No, non ci sente. Scusi, No. come non ci sente? Comunque lei ha Non ho capito, sbagliato ha detto Renato. il marito non c'è, è ammalato e non ci sente. O quante cose c'ha questo marito? Ma se è ammalato perché non c'è? Stia in Senta, casa. mi dia il suo cognome per piacere. Casomai? Casomai. Sì. Dunque, allora, Giuseppe Casomai. Allora, io dico fava, lui risponde sega, capito? Giuseppe Casomai. Casomai. Sì. Gli può dire anche che sono amico di Giovanni comunque. Chi è? Il suo cognome è questo? Sì, Giuseppe... Casomai. Il tuo? Sì, ma senta, lei che Renato che va in cerca? Ma quel signore che sento lì non è mica Renato per caso? Ma che Renato che va in cerca No, lei? mi dica signora, ho sentito la voce di un uomo, è Renato? Sì? Allora perché non me lo passa signora? No, non si sente, è mezzo sordo. Mi dia l'altro mezzo. Dai, mi dica cosa vuole. Appunto, gli dica così da parte mia. Ascolti signora. Mi dia il cognome di Renato. Signora, ma ascolti, gli dica fava. O glielo Fava, scrive. mi dice niente Fava? No, ha detto di no che non le No, dice. lui deve rispondere sega. Sega. Fava, sega, fava. E Fava neanche? Fava neanche? No. E sega? Neanche? Oh, ma allora, aspetti, le dico una terza parola che può Senta, essere guardi, illuminante, signora. Uccello! Uccello, cosa ti dice Uccello? Senta, Ma lei come mona a sua madre? E mona mia madre? Perché mi devo andare mona mia madre? Non ho capito. Senta, mi scusi, guardi, basta così perché non è che ci interessa queste cose. Però lei la capisce lui, cioè lei dice fava, lui capisce. No, ha detto che non sa niente di queste cose. Ma in mona l'ha mandato mia madre, mica lei, Ma no, me l'ha detto a me. Ma l'ha detto per me? Ma no. Va bene, la ringrazio. Allora, fava, sega, uccello. Ti salutiamo qui. Sì, Ti salutiamo qui, non sia più chiamarmi perché non è che mi interessi queste cose. Si informi sulla fava, signora, mi raccomando, eh? Sì, va bene. Buongiorno.
Mamma mia, e sono tutte parole molto innocenti, ecco, solamente che qui questi, ma nemmeno, lui aveva capito forse più di lei, perché mi ha mandato in mona mia madre, giustamente, vabbè, si va da qualcun altro, che doddi, sti veneti, vabbè, e allora, via, su, Mona, la Mona, ma Mona non glielo dico, perché quella, no, è una parola troppo, vero? Pronto? Sì, Passera. Pronto? Passera. Pronto? Sì, dica. Passera. Ma chi va in cerca, scusa? Passera, se ce n'è. Signora? Andata via? Ma scusa, che si fa così? Ma stia al telefono, no? Passera, che cos'è la passera? È un uccello che vola, voglio dire, no? E allora? Perché dare a queste parole così innocue dei significati magari non tanto elevati? La signora non intende continuare questo rapporto fra me e la passera, e mi dispiace, io invece intenderei continuare questo tipo di rapporto fra me e la passera, ma comunque andiamo avanti. No, sì è. Via, ecco, cos'è questo? Ecco, sì, ecco, vai. Ecco fatto, vedi, i primi due mi hanno dato Telecom Italia, poi tutti hanno fatto il loro dovere. I numeretti, Sì. Pronto? Topa. 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 Ma, Topa. Pronto? Topa. No, ha sbagliato numero. No, scusi, non c'è Pietro? Ah, sì, adesso glielo passo. Comunque, casomai. Casomai. Topa, devo dire solamente questa parola a Pietro, topa. Ah, va bene. Glielo dico pure lei magari e poi me lo passi. No, adesso glielo dico. Dice Pietro, vieni giù. Vieni giù, perché Mi su? hanno detto di dirti topa. È un tuo collega, ti vuoi fare uno scherzo? Uno scherzo? Come uno scherzo? Pronto, Pietro? Sì? Topa. E chi è? No, chi è? Cos'è? Capisci quello che ti dico? Sì, ma è una parola molto precisa, topa. Se vuoi ti dico anche passera. E cosa vuol dire? Ai. Ma dove vivete? Magari vi fate figlioli senza sapere nemmeno dove lo tuffare, Ma chi è lei? Io non lo so, Casomai. Giuseppe Casomai. Ma io non la conosco. Ma la parola topa. Oppure passera. Cosa le dice? Ho capito che cos'è. Allora. Meno male. Fa finta di fare più uno scherzo del genere. Ma chi è? Ma pronto? Pronto? Ma che era questa voce? È mio figlio. Ma uno scherzo del genere, ma i figli lasciamoli fuori da queste cose, no? Ma io non lo so. Appunto io dicevo uccello. Ecco, uccello, passera. Ecco, cosa mi rispondi? Niente, allora, che cosa vuole? Allora io meglio io. Allora! Senti io quel gorgoglio addirittura. Allora, io dico topa, ma cosa ti fa venire in mente questa parola? Mamma mia, il figlio si è intromesso, mamma, perché il figlio ne sa più del babbo, quelle paroline a scuola, sì, come no. Vabbè, andiamo da qualcun altro, che ci devo fare? Va. Parole assolutamente, no, sì, la topa è la femmina del topo, la passera è la femmina di passero, o no? È vero? Sì. Lo so, però magari la gente lì per lì, vero? Pronto? Pipa! Pronto? Pipa! Pronto?
Pronto? Pipa? Pipa? Forse hai sbagliato? No, ho detto pipa. Signora? Sì? Ma Giuliano c'è? No. Allora Parli. pipa. Allora pipa. Ma Giuliano pipa? Signora? Sì. Con chi pipa Giuliano? Lei pipa? Chi è che pipa? Non so chi pipa. Lei pipa, signora? Sono viva. No, pipa. Pipa. Pipa, sì. Cioè, pipa. Lei pipa, signora? Guardi, non capisco, parli un po' più forte. Allora, sì. Ho capito, a volte... ma Giuliano? Sì. Pipa? Se pipa. Sì, pipa, sì. No. No? Oh. Quanti anni ha Giuliano? 56. 56, allora pipa. Non pipa? Guardi, non so Ma cosa lei dire. è la moglie? Sì. Ah, ma allora con chi pipa Giuliano? Che cazzo le interessa a lei? Scusa? Appunto, lei lo sa però. Appunto vi dico. Signora mi parla col cazzo, io parlo con la pipa, lei mi parla col cazzo, che sistema è questo? Scusa, ma che cosa gli interessa a lei? Scusa, ma chi è lei? Guardi, per quanto mi riguarda una sega. Sega. Sì, allora se la faccia la sega. Ma signora, ma lo sa che è sboccatissima, eh? Signora, ma è andata via. Ma ti rendi conto? Io parlo tutte paroline, lei invece dà proprio quel significato lì. Io dico pipa, nel senso fuma la pipa, vero? È quello si intendeva quello. Ma scherziamo davvero. E questa se la faccio una sega. Ma come si permette? Io dico sega intendendo l'attrezzo. Dico pipa intendendo quell'oggetto che ha un fornellino e con cui si fuma. Pronto? Que. Cosa vorrebbero, dove vorrebbero trascinarmi con questo suonino? Dove vorrebbero portarmi? Dove portano? Dice che Giuliano un pipa, ma povero Giuliano, anche lui, 56. Lo sapevo, e andava a finire così, Basta, andiamo avanti. Insomma, sono paroline, però insomma le persone, in questo nord così sprovveduto, se vogliamo, sotto l'aspetto pipesco. Sì. Già. Siamo partiti da Fava, guarda dove siamo andati a finire. L'hai visto? Oh guarda niente. Oh non c'è. Oh non c'è. Sì. Ecco fatto. Me lo dai? Ecco. Il numero intendo. E qui si sa mai. Sì, ma che ti devo dire? Dai, andiamo avanti. Ma come mai? Improvvisamente sono spariti tutti. No, non va mia bene. No. Via, si fa un altro. Altro numero, sì. E paroline a iosa, a volontà. Su, dai. 3 ore ci metto. Fanno perdere tempo. Sì. No. Non si capisce nulla di che tu dici, via, vai. Via, andiamo da qualcun altro, alla segreteria. Ma come si fa? Improvvisamente sono spariti tutti, Sono tutti a pipare. Magari dicono loro, sì, ma cos'è? Ora ho fatto un numero, non sente nulla? Nini, guarda, Nini, via, Ma che c'hanno questi numeri? C'è qualcosa che impedisce? Impedisce? È un po' che non sto parlando con nessuno. E poi mi scade il tempo, capito? Ma rivistatelli, porca miseria. E tu ci devo fare? Appunto, quindi, vero?
Guarda te, ma guarda te. Boh. Improvvisamente sono spariti. Tutti gli abitanti di questo posto. Vabbè, d'accordo, inghiottiti dalla neve, inghiottiti. Non so se c'è la neve, ma se c'è da noi, magari da loro anche di più. E viva Gesù. Ecco, sì, sempre viva Gesù, ci mancherebbe. Via, che c'è solamente c'è un meno di 2 minuti, via. Su, almeno uno risponda. Pronto? Oh, buco? Pronto? Buco? Con chi parlo? Buco? Non capisco. Buco? Buco cosa? Buco? Buco. Mi ha chiesto con chi parla, cioè, buco ho detto. Ma chi cerca? Diego. No, Diego non abita più con me. È sposato. Ah, ma lei è la mamma? Io sono la mamma. La mamma di Diego? Sì. Buco. Ho capito. Vuole purtroppo... che le dia il numero di Diego? No. Guardi, le lascio detto una cosa, che se può segnare queste parole, poi quando ha occasione di parlare con Diego gliele riferisce, va bene? Allora, fava, uccello, sega, pipa, pompa, passera, topa e buco. Vabbè, d'accordo. Se le ricorda? No, ma non fa niente, tanto non vale niente. Come non vale niente? Accidenti. Scusi, ma come si farebbe senza gli uccelli nel cielo? Il falegname senza sega, un orto senza fave, un fumatore senza pipa, un benzinaio senza pompa, il cielo senza le passere, il topo senza la topa, e senza il buco, ragazzi, e si vivrebbe veramente male. La signora ha proprio equivocato. No, questo è un equino, ma guardate, se ci pensate, sono tutte cose talmente utili che, vero, anche Gesù dava di sega. Lo faceva il falegname. Sì, Pronto? Ma aveva un po' la tosse la segreteria telefonica. Sara? Pronto, chi parla? Parlo con Sara? Pronto? Pronto, insomma, sveglia il timpano. Pronto, mi senti? Sì, chi sei? Devo parlare con Sara. Sì, sono io. Sahara. Sì, sono io. Sahara. Sì. Ecco, nel deserto del tuo cuore, Sara, io voglio essere la tua Parigi-Dakar. Voglio percorrerti dall'inizio alla fine con la mia motocicletta fatta d'amore. Questa si chiama Sahara, non proprio Sahara, ma Sahara. Mi fa venire in mente il famoso deserto. Allora la richiamo. Io l'ho detto, una poesia, cioè, dedicata a lei, improvvisata, ma voglio dire, più bella di così si moriva, e infatti c'è chi ci muore alla Parigi-Dakar. Vabbè, insomma, Sahara. Risponde No, non so, devi rispondere tu. Sì. Sahara. Ho vomitato, Sahara, tu fa proprio recere. Bello questo verbo recere, verbo toscano che significa vomitare. Ecco. Insomma, ce la siamo vomitata a questo punto, l'abbiamo lasciato questo Sahara. E noi si va da qualcun altro. Sì. La rarariri. Ho detto le cose belle, questa proprio, insomma, le donne non sanno più accogliere la bellezza delle parole di un uomo. Vogliono un uccello direttamente, evidentemente è così. Che sistema gli è questo? Sono così importanti le belle parole, dette col cuore. Sì, pronto, io vorrei parlare con Leonardo. E chi lo desidera? Sono il suo amante. Ma la signora Comprole ha riattaccato. Ma perché? Perché riattaccare di fronte a una persona che molto gentilmente si annuncia? Ho richiamato.
Pronto? Pronto? È caduta la linea? Sì, mi dica. Sì, vorrei parlare con Leonardo, per favore. C'è. Non c'è? Io sono il suo amante. Va bene, buon per lei. Sono anche il suo modello. Lui mi ritrae spesso. Pronto? Ha presente quel bel quadro con San Giovanni Battista Giovannino con il dito ritto che è al Louvre? Sono io. Bene, sono molto contenta. Senta, mi dici chi parla per cortesia? Il dito ritto, no? Presente, no? È proprio molto classico e simbolico. Vorrei parlare con Leonardo. Non ho tempo da perdere. No, Leonardo, dove è andato? Leonardo è al suo posto. Al suo posto? Chi lo desidera? No, sì, ma siccome lui si è mosso molto nella vita, un po' qua, un po' là, insomma, dov'è? In Francia? A Milano, a Firenze, dov'è? Signora? Senti come rimbomba. Leonardo, forse a Vinci, dobbiamo cercare a Vinci, lasciamo stare. Ma sempre incuriosito quel quadro con il dito ritto, con quel San Giovanni con il dito ritto, vero? Sì, è al Louvre. Tutti guardano la Gioconda, ma c'è anche quello, e poi la Vergine delle Rocce, ma quanti ce l'hanno di Leonardo lì al Louvre, Insomma, oh, che sistema con questo. Linda. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao, deliziosa creatura, come stai? Chi è quello? Chi è quello? Io sono un ammiratore tuo. Chi è? Un tuo ammiratore, deliziosa creatura straniera. No, forse ho sbagliato. No, tesoro, no. Senti. Anche le straniere hanno preso il puzzo delle italiane, È vero, hanno preso il puzzo dell'Italia. L'ho richiamata subito. Pronto? Pronto? Ma perché mi riattacchi? Non ti ho detto niente di brutto. Ma perché non mi conosce persone che parla con me? E io invece io ti conosco, ti ho vista. Io ti ho vista con le palle degli occhi. No, scusi, non so con chi parla. Appunto, io ti volevo far conoscere chi sono io. Mie palle di occhi l'hanno visto te, poi scendi giù, altre 2 palle. Capisci? Non ho capito con chi parlate. Con chi è? Sbagliato. Io Amedeo. Chi è? Amedeo. No, scusate. Io ti ho vista, no, aspetta, non aver paura. Scappi come una lepre. Ascolta, io Amedeo ti ho visto. Io ho visto te. Capisci? Cosa volete, signore? Non ho capito. No, io voglio te. Me? No, non serve. No, serve. No, scusate. A me serve. No, questo è problema vostro. No, problema tuo. No, ora io vengo lì, posto. ora vengo lì in casa e ti prendo e ti porto con me. Signore, per piacere non chiamate mai in questo telefonino. Tu sei bella. Non disturbatemi perché io lavoro. Bella sei. Che dici? No, finalmente ci è riuscito, no? Che a volte è difficile riattaccare, certe volte, questa è proprio impenetrabile, mamma mia, tu la puoi penetrare, non si fa penetrare, impenetrabile. Vabbè, non importa. Andiamo da qualcun altro, altra, o chi, Sì. Quasi non passa giorno, non dico tutti i giorni no, ma insomma, spesso ne troviamo di queste signore, hanno tutte 44 anni però, questo è il problema. Vabbè, vediamo un po' che cosa succede. Pronto? Vanna. Pronto? Vanna. Chi parla? Vanna. Tutto qua, cretina, cosa sei? No, Vanna, io dico il tuo nome perché mi piace. Vanna. Che cazzo?
Ma che c'hanno oggi? Cioè, nella prima parte almeno rispondeva, qui vanno via, vanno via. Ho richiamato Vanna. Vanna? 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 Guarda, è incredibile. Io non ho detto niente di male, ho ripetuto il suo nome, via, su, e richiamiamola di nuovo, e ri. Lo vedi? La donna non è più donna. Vanna! Madonna, io lo chiamo tutte le volte finché non stacca. Devo dirle una cosa, però mi deve ascoltare. Deve ascoltarmi. Ora lascia squillare. E io insisto, perché sono insistente. E io vado avanti, perché sono badavante. E vanno, ho da dirle solo una parola, però non me la fa dire, capito? Qual è il problema? Vabbè, lasciamo stare, andiamo da un'altra, poi mi tengo Vanna, me la tengo però. Una sola parola devo dirle, fammela dire, non me la fa. Avete capito quale parola è? Dai, su, siete piuttosto intelligentini, siete cresciuti a pane e G, voglio dire, Vedremo dopo se ce la farò, se mi ricorderò poi. Io a volte dico, quello richiamo e poi mi dimentico di farlo. Ho fatto un altro numero, però sono tutti, improvvisamente, tutti mezzi assenti. Lei ha contattato la segreteria? Sì, io ho contattato, no. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Sì. Per terminare, digiti cancelletto. Sì, no, non voglio cancellare. No. Sì. Scusa, mi veniva strana su. All'inizio era pernacchia, ma poi improvvisamente torniamo da Vanna. Dunque, facciamo il numero di Vanna che è meglio, va. Sì, devo dire una cosa, scusa. Ecco, vai. È passato qualche secondo. Magari questa volta risponde. Chi lo sa? Oh, ma lo vedi? Te lo fanno apposta. Queste sono le donne. Ai. Bagnato tutto, perché goccioline, vabbè, gocce di pioggia su di me. Beh, facciamo un'altra e poi si torna veramente da Vanna, Sì, un'altra volta, si prova, che devo fare questa gente, lo so. Allora, facciamo una piccola, un piccolo quiz. Cosa avrei detto a Vanna? Cosa avrei detto a Vanna? Vediamo se qualcuno indovina cosa avrei detto a Vanna. Non è facile, non è difficile, non è difficile. Facile. Pronto? Buongiorno. Ecco, che giorno è? Chi è che parla? Chi è che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Che giorno che c'è oggi? Sì. Mercoledì. E il numero?
E il numero? Numero cosa? Il numero, il giorno, numero? Che numero sei oggi? Che numero sei oggi? Quanti che ne abbiamo oggi, Paolo? Vedo. 23? Buco di uno. 21? No, buco di uno, va bene 23, va benissimo. È quello che volevo sentirle dire. Che giorno è oggi? Va bene, non ho tempo da perdere. Che ore sono? Arrivederci. Che ore sono? 23, buco di uno. Che poi quello si chiama Guido. L'ha chiamato Paolo all'inizio e non si sa perché. Paolo, Guido. Oddio. Ho riprovato con Vanna. Lo so, è la mia passione. Se riesco a dirgliela sta parola bene, se no voi dovete indovinare cosa avrei detto a Vanna. Sì. Conoscendomi, perché mi conoscete. Sapendolo, perché mi sapete. Sapendomi. Vabbè, vedi, Vanna proprio non vuole rispondere. Questa è l'ultima volta che la chiamo, assolutamente. Perché poi non so quanto tempo abbiamo ancora, ma comunque, sì. No, lo so, vabbè, chiuso con Vanna, quindi aperto ufficialmente il quizzettino stupido ma rivelatore di quanto voi possiate conoscere il G. Cosa avrei detto a Vanna? Oh, ecco. A questo punto uno può mandare un messaggino al 333 180 52 52. Pronto? Pronto? 52 pronto, ci sei 52 Chi parla? 52 sei tu? No? Ma scusi, qui è una frequenza riservata, lei chi è? Cosa c'entra? Mi sente? Sì, la sento, lei non dovrebbe sentirmi, caro signore, mi attiro le orecchie. 52 rispondi, ma lei che cosa perché si è introdotto, scusi, Rompi coglione a casa ma come coglione a casa? Io questa è una frequenza privata e pubblica, nel senso di pubblica, ma qui è una cosa riservata, 52 è andato via, lo richiamiamo. Pronto? 69 ci sei? 69 ci sei? Ma vaffanculo. Ma è uno zozzone questo qua, Io dico un numero e lui ha sentito cosa ha detto, sì, non lo so io, ma richiamiamolo, dai. No, nel senso, chiamiamo quella. Pronto? Vaffanculo ci sei, vaffanculo, rispondi vaffanculo, rispondi, vaffanculo, culo, vaffan, rispondi. Ma deve essere sempre lo stesso, lui si inserisce sulle nostre frequenze. Vaffanculo. C'è andato. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma me ne importa ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.